Buongiorno a tutte ragazze, questo è il mio primo video di magia. Allora, tutto con delle semplici bustine di zucchero. Allora, prendiamo la prima, l'apriamo. Vi ricordo che qua c'è solo lo zucchero. E solo dello zucchero. Allora, scusiamo. Qua troveremo un soldo e spiego il trucco con un'altra bustina. Allora, aprite la moneta, scordate un eccola qua. Allora, dovete aprire una bustina, dovete mettere il soldo dentro, spiccate. Dovete mettere il soldo qui dentro, dovete prendere il bicchiere, dovete far vedere che non c'è niente al pubblico. Prima dello spettacolo dovete mettere il soldino qua dentro, se no dicono allora è una truffa. Allora versate tutto lo zucchero, e poi quando è il momento lo dovete fare sulle mani, però io non per non sporcarmi le mani uso questo, perché dopo faremo un altro trucco. Ed ecco qua la moneta. Invece qua non ci servirà praticamente il soldo nel zucchero. Usiamo le due bustine, prendiamo, guardate, apriamo, e non c'è più lo zucchero. Vi faccio vedere che neanche per terra c'è zucchero, perché questo è di canna, quindi è arancione, si dovrebbe vedere facilmente. Allora non c'è zucchero, quindi non è una truffa. Allora, ora vi faccio vedere il trucco. Dovete svuotare prima dello spettacolo lo zucchero, come ho fatto io. Dovete svuotare, dovete mettere qua dentro. Ah, mi sono scordata prima che dovete, per anche l'altro numero, dovete pescare queste qua già aperte. Così è fatto. Io prima, per nascondere, ho usato questo affare per tagliare le cose qua, le pizze, queste cose, per coprire, che tanto queste sono piccole, per coprire. Vi faccio vedere il trucco. Svuotare prima dello spettacolo, come vi ho detto, lo zucchero. Lo aprite davanti al pubblico, ecco qua la sua carta. Poi mettete qua lo zucchero, che non c'è, ma svuoterete il vuoto. Per un muovere facendo così. Ora e direte qua non c'è più niente. Questo è il trucco. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!